Inizio questo vlog che mi sono truccata, intanto ciao che me ne stavo dimenticando. E allora, questa mattina mi sono truccata più o meno alle 7:30, adesso sono le 11 e sto provando sia il make up di questa palette, sia sto provando i rossetti di Anastasia Beverly Hills. Sto provando questo kit, quello che mi vedete addosso è quello centrale, è questo, e vi devo dire che mi stanno piacendo per la prima volta. Io di rossetti di Anastasia Beverly Hills ne ho due e un terzo mi era stato regalato, che l'avevo trovato nei regali che faceva, che ogni tanto fa Sephora. Se compri tot spesa ti danno qualcosa, e vi devo dire che non mi piacciono, quelli che ho non mi piacciono, mi seccano tantissimo le labbra e faccio fatica ad utilizzarli. Questo kit come prima impressione, come primo colore, questo mi sta veramente piacendo. Mi piace il colore, non mi sta tirando le labbra, ormai sono ore che ce l'ho su, riesco a sentirmi le labbra ancora belle. Un po' di, non so come spiegarvi, un po' di sensazione di avere qualcosa sulle labbra lo sento, però non sento quella secchezza che hanno gli altri che sono in collezione permanente, che sono quelli che sono usciti all'inizio appena uscito il marchio, o che hanno cambiato la formula, o che non so, però per la prima volta ho un rossetto di Anastasia Beverly Hills e riesco a portarlo. E questo kit lo trovate da Sephora in edizione limitata, per cui se vi piace fateci un pensierino finché c'è. Ci sono 1, 2 e 3 rossetti opachi. Questo qui è un rossetto shimmer metallizzato, l'ultimo di qua, questo qui invece è un gloss, per cui come range ci sono 3 texture, una bellissima range di colori, che questi nude sono portabilissimi, per cui fateci veramente un pensierino se vi piacciono queste tonalità. Sono anche appena tornata da un giretto di spesa, che sono andata principalmente in questo negozietto, oltre che vi devo dire che questo è un negozietto di Montebelluna. E vi devo dire che gli affettati costano meno rispetto al negozietto che anche quest'estate vi facevo vedere, che andavo a Castelfranco. Questi ha prodotti più convenienti. Allora vi devo dire che principalmente sono andata per questo sale. È sale rosa e me lo vendono già col macinino e mi sta piacendo molto. Di base utilizzo il classico sale bianco, sia fino che grosso, però questo sale, se devo per esempio salare le patate fritte, se ho una bistecca, un pezzo di carne che sento che manca un po' di sale, ci metto questo, e vi devo dire che ha quel gusto particolare che mi piace. Poi però nel frattempo ho preso dell'altro. Allora, come vasetti ho preso questo con di tonno al peperoncino. È la prima volta che prendo un tonno al peperoncino, speriamo che non sia troppo piccante. Ho provato a prendere un vasetto di passata di pomodoro, non so se sia buono, perché di solito io questi vasetti di passata di pomodoro li prendo al mercato agricolo, che mi rendo conto che è un pomodoro lavorato più naturalmente. Però più di provarne un vasetto l'ho preso un vasetto di maionese, questa maionese classica. Poi ho preso queste piccole piadine, che sarebbero le panarine di Urbino, e per mangiare queste panarine ho preso della mozzarella, del prosciutto cotto, che poi ci posso aggiungere dei pezzetti di pomodoro, ed ecco fatto il piattino. Qui ho preso anche 2 fettine di pancetta affumicata, giusto tanto per averle, potrei anche utilizzare a farla a cubetti e condirla con questo pomodoro. Un pezzetto di burro e del pecorino stagionato. Questo pezzetto di burro l'ho preso perché volevo fare un po' di purè,
perché qui per la prima volta, che di solito me lo cucino io, ho preso un cotechino già cotto. Mi ha detto che devo solamente che scaldarlo, vedremo se è buono oppure no, perché di solito quelli che prendo io sono proprio, insomma, sono casarecci, diciamo, e mi ci vuole circa 3 ore di cottura. Questo l'ho trovato già cotto e ho deciso di provarlo. Volevo farvi vedere il colore di balconi come li abbiamo fatti. Questa è la finestra del bagno e li abbiamo fatti di questo grigio sia dentro che fuori, ed ecco qui i nuovi balconi. Sono qui da Tivotà perché volevo andarmi a riprendere le ricariche dello spazzolino elettrico. Quasi quasi pensavo di prendere uno nuovo, perché il mio è anni che ce l'ho e anche il manico è sporco di un po' di calcare che non riesco a togliere. Adesso vediamo cosa trovo. Sto continuando a provare il kit di Anastasia Beverly Hills. Questa è un'altra colorazione, che sarebbe questa. Anche questa non è male, nel senso che riesco a portare, si sente di avere il rossetto sulle labbra, però non è quel secco che vi dico che i precedenti mi si scrostavano perfino, mentre questo vedo che non si scrosta. Però questa colorazione rispetto all'altra ha necessità di fare più di una passata. Io almeno qui me ne vedete addosso quasi 3 passate, non perché non abbia una base colore, ma per il discorso di omogenizzare il discorso, per cui ho fatto più di una passata con questo. Diciamo che le clip precedenti con quello che vi ho mostrato come primo colore per il momento è quello che mi piace di più. Questa è una colorazione particolare, sì, è bella, riesco a portarla, però diciamo che se dovessi prenderne uno solo, prenderei il precedente. Diciamo, questo ce l'ho. Comunque come kit non è niente male, perché se valutate cosa costa uno di questi rossetti, che adesso dovrebbe, non mi ricordo il prezzo, eventualmente ve lo scrivo qui da qualche parte, tenete conto che il kit con 49 euro avete tutte e 5 le colorazioni, per cui è come spendere 10 euro per rossetto più o meno, e sono anche in full size. Volevo dirvi la quantità per rossetto, però è scritto troppo in piccolo qui sotto e non riesco a leggerlo. Dovrei leggerlo sulla confezione, quella grande, sempre se c'è scritto. Comunque vedete che vedendolo così non è una mini taglia. E ok, adesso vado a vedere se cosa trovo, lo spazzolino elettrico nuovo o il ricambio. L'ho preso nuovo, visto che c'era, perché il mio qui ha tutto il manico rovinato. Continua a funzionare, però diciamo è vecchiotto, per cui questo qua è nuovo, ha la stessa spina praticamente di quello che già c'ho. Sono riuscita a trovarlo con il manico rosa, mentre quello che c'ho è un bianco azzurrino chiaro. E beh, in dotazione c'è questo tipo di spazzola, che sarebbe questa qui, però io ci ho aggiunto queste qui che sono sbiancanti 3D. Vediamo se funzionano e che effetto che hanno, e perché avevo quasi pensato un giorno questa qui che pulisce più in profondità tra dente e dente, un giorno questa. Adesso vediamo se ho voglia di intercambiarle oppure se faccio di meno. Comunque, beh, ho preso paura dei prezzi che c'erano, perché c'erano di questi qui, sempre di questo marchio, ce n'erano anche da 170 euro. Ho detto no, 170 euro non vado a darglieli. Questa qui l'ho pagato 50 euro, se no il meno caro costava 29 euro, mettiamo 30 euro, perché poi c'erano anche i centesimi. Ho fatto, non dico una via di mezzo, perché poi ce n'erano anche da 80, da 100, io li ho lasciati perdere perché mi sembrava di andare un po' troppo su di prezzo, e ho deciso di prendere questo qui da 50 euro. Speriamo che funzioni, anche perché poi, cioè,
quello che più che sia deve funzionare, queste sono le testine che facciano il loro lavoro. E questo qui mi piace anche perché qui c'è scritto che in base alla pressione che si dà diminuisce la rotazione. Se si dà troppa pressione diminuisce la rotazione per non fare del male alle gengive. Per cui vediamo. A proposito, qui non so se oltre alla ricarica con la spina, se si voglia si possa farlo funzionare anche con le batterie, perché qui c'è disegnata sia la spina che le batterie. Ma vediamo, io di solito lo ricarico con la spina, so che mi dura quei 15-20 giorni abbondanti, per cui penso che rifare con la spina, perché beh, adesso qui non riesco a tirarlo fuori del tutto, ma anche perché voglio rimetterlo nella scatola giusto per non scendere con tutte le cose sparse. E beh, comunque poi vediamo, ma comunque diciamo la stessa cosa, l'unica differenza è con le batterie non sarebbe più necessario ricaricare, mentre con la spina quando si scarica è necessario ricaricare. Vi faccio vedere cosa ho fatto questa mattina. Questa qui è la Metropolis, è arrivata sul sito di Sephora Italia ed è l'ultima palette che veramente volevo, per cui me la sono presa. Adesso vediamo quando arriva e ho fatto l'acquisto. Comunque è vero che almeno per Natascia Denona non mi è passato il buono compleanno di 30 euro. Io volevo scontarla di 30 euro, ma mi hanno risposto che non è valido lo sconto, per cui per il momento lo sconto me lo sono tenuto, anche perché è valido fino a dicembre, per cui riuscirò a trovare qualcos'altro. Io pensavo di scontare questa, ma non è stato possibile. Comunque presa. E un'altra novità che è arrivata qui sul sito è una novità, aspettate che sto cercando di scrivere perché ho la macchinetta che mi bloccava la visuale della tastiera. Allora, un'altra cosa che volevo farvi vedere, adesso non so se si trova qui subito, da parte di Uda, forse l'hanno messa alla fine perché anche la Metropolis l'hanno messa no, qui non ci sono, o le ho già passate, che sono arrivate le mini palette, quelle eccole qui, queste mini palette qui, che sono queste Huda Beauty che si chiamano Nude Obsession. Sono carine. Questa è la light, che è quella che avevo addocchiato per prendere, per il fatto che ha questo colore qui centrale chiaro che mi va bene da mettere, forse dico forse perché vedendola qui da questa fotografia non è più molto chiaro come immaginavo, perché io pensavo di metterlo nell'arcata sopraccigliare come illuminante, però da qui lo vedo molto scuro perché poi da fare la piega, questo c'è come colore scuro, c'è questo, come punto luce ci sarebbe questo che è il colore più chiaro, perché le altre adesso vedendole sono tutte, vedete, hanno toni, questa è l'altra, questa è la medium che ha colori più scuri, poi c'è la rich che ha colori ancora più scuri che io utilizzerei ancora meno, perché a me quando manca un punto luce veramente chiaro una palette inizio a scartarla, perché se questi colori opachi nella riga sopraccigliare, ancora se ci sono o non ci sono, riesco a superare il problema, se qui come illuminanti non c'è un colore chiaro, a me veramente le palette non piacciono. E anche questa qui avrebbe questo colorino, ma non mi ispira molto, mentre la light è quella più chiara. Queste hanno un costo di 29,90 euro. In teoria non dovrebbero essere scontabili neanche questi di Huda, ma cioè
di per sé sono più felice di aver preso quella di Natasha Denona perché è più grande, ha più colori e a me piacciono le palette con più colori, perché anche questa qui rischierei di arrivare a fare sempre lo stesso make up, perché anche qui come colore scuro c'è questo o questo, poi nella piega qui se metto questo e questo o un po' di questo, cioè rischierei di fare un make up sempre con i soliti colori, per cui queste piccoline sì sono belle, però da un mio punto di vista, sapendo che quando apro una palette mi piace variare le colorazioni, qui non riesco a variare molto perché sono questi i colori. Anche qui se un giorno non voglio mettere il marrone come punto scuro, no, sono costretta a utilizzare questo o questo. Ed eccomi pronta per andare a fare le ciglia. Le ciglia queste adesso sono così, vediamo se me le tira un po' più su di come erano l'altra volta, però ho paura per il discorso della separazione. Adesso vediamo che lavoro mi fanno, se rimango contenta, perché avevo quasi quasi pensato di fare una volta da questa che spendo meno, una volta dall'altra che spendo di più, perché poi per un mio pensiero è anche da vedere, perché io da dove ho speso 70 euro non ho visto che mi cadessero le ciglia, le ho viste anche belle, belle rimpolpate, rinforzate, per cui adesso non so da questa parte che effetto che mi trovo anche nei giorni successivi dopo averla fatta. Adesso vediamo. Eccomi tornata, mi scappava la pipì e non vedevo l'ora di andare in un bagno a farla. Comunque, queste sono le mie ciglia fatte. Ho acceso anche qui le luci che forse le vedete un po' meglio. Allora, sono più tirate su del solito, le ha fatte belle nere. Adesso comunque per vedere se sono belle separate o cosa, mi ci vuole un giorno e due perché riprendano un aspetto super normale. Anche perché mi ha spiegato un'altra cosa, perché gli ho chiesto che differenza c'è tra questo bigodino, che è quello che ho fatto, che costa 45, e la laminazione che costa 70 euro. Lei mi ha detto che c'è una differenza sui prodotti che si usano, perché nella laminazione che costa 70 euro si usa anche la cheratina per rinforzare le ciglia e di conseguenza il prezzo viene rialzato. E allora io gliel'ho detto alla ragazza, beh, una volta quello da 45, una volta quello da 70, perché anche il discorso di rinforzarle mi sembra una cosa interessante da fare. E anche lei mi ha detto sì, guarda che anche qui la Lucia, che sarebbe la titolare, sta pensando di aggiungere questa cheratina al nostro trattamento da 45, per cui di conseguenza aumenterà anche di prezzo, ma di aggiungere anche lei questo trattamento alla cheratina per rinforzarle. E intanto questa volta l'ho fatta. La prossima volta penso di ritornare su quello di 70 solo per il discorso di mettere la cheratina e di mantenere un po' di rinforzo. Comunque per il momento sono abbastanza soddisfatta, a parte che qui sotto mi devo ancora pulire un po' del nero che mi sembra di vederlo, e però mi ci è voluto molto più tempo rispetto dall'altra estetista che sono andata, perché l'altra estetista in una cinquantina di minuti aveva fatto, che infatti pensavo che non avesse fatto niente, diciamo, perché mi aspettavo un trattamento di un'ora, invece in 50 minuti più o meno aveva fatto. Questa sono entrata in cabina meno 20 alle 3 e ne sono uscita alle 4 e un quarto, per cui veramente una cosa molto più lunga. A parte che questa qui mi ha fatto anche dei tempi di posa più lunghi, perché il primo trattamento, dopo averle bloccate che stiano su, il primo trattamento me l'ha fatto e mi ha detto adesso devi aspettare 15 minuti, perché così stando
con questo primo trattamento per più tempo prendono di più la forma, per cui è stato anche un discorso di posa dei prodotti che è andato sul tempo. Comunque, fatta anche questa qui, diciamo che per questo mese e mezzo ci ho speso 45 euro e sono a posto. Dopo vediamo alla fine di no, perché adesso siamo a metà ottobre, vediamo alla fine di novembre, i primi di dicembre, che diciamo per il discorso della creatina sto pensando di tornare dall'altra giusto per dare un rinforzo alle ciglia, poi a gennaio di tornare da questo da 45. Quanta ci devo fare con queste ciglia? Cioè è solo il discorso finché io, anche per curiosità, per provare a dire all'altra ragazza: ma me le puoi rialzare di più dell'altra volta, vedere se riesci a farmi un discorso di più rialzate. Comunque vediamo, intanto sono fatte così. Anche questa mattina sto provando un altro rossetto del kit di Anastasia, è il terzo matte opaco, e anche questo qui lo trovo, a parte la colorazione che su di me sì anche no, diciamo ma comunque è confortevole, riesco a portarlo. Diciamo che ora fino adesso il peggiore è quello che avevo ieri sulla clip precedente di questo, che è tipo, che si chiama Peach. L'ho trovato sia come texture sia come stesura peggiore di questo e del primo, per cui anche questo qui ottimo, un'ottima texture. Adesso devo andare fino in banca perché l'agenzia viaggi mi ha chiesto un acconto per Natale e devo recuperare un po' di soldi per portargli questo acconto, anche se non credo di fare a tempo questa mattina, perché la palette che ho ordinato ieri sul sito di Sephora dovrebbe essere in arrivo oggi. Poi, perché adesso sono le 8:30 di mattina e sul sito c'è scritto che la riorganizzazione delle consegne viene fatta alle 9, per cui alle 9 ho sì o no la conferma, ma di solito Bartolini passa verso le 11, per cui ho deciso di partire lo stesso, anche perché volevo andare al mercato agricolo a prendere un po' di passata di pomodoro, vediamo cosa trovo. Comunque ok, adesso prima che si faccia tardi vado in banca. Questa è la spesa che ho fatto al mercato agricolo. Allora ho preso 2 vasetti di passata di pomodoro, la prima zucca, che la taglio e mi piace cucinarla al forno. Qui dentro c'è un cavolfiore del finocchio, un radicchio variegato, le patate dolci, e qui dentro c'è un cappuccio e dei porri, e per finire le mele. Poi sono passata in pasticceria, visto che ho finito tutti i dolci confezionati che avevo e ho deciso di fare questo giro. Allora ho preso questa piccola shaker e questo panfrutta si chiama, è morbido tipo un panettone morbido e all'interno c'è dell'ananas. Vediamo se è buono, soltanto che questa è da mangiare. Questa ha anche la data di scadenza che scade il 31 gennaio 2020, per cui non sono costretta a mangiarla in fretta, però la curiosità di assaggiare un dolcetto fatto con l'ananas c'è. Per quanto riguarda questo rossetto, sono più o meno 2 ore e un quarto che ce l'ho addosso, e questo è come si presenta. Qui è un po' andato via, che ha fatto un po' di quella pastina quando si accumula un po' di rossetto, però vi devo dire che il resto che è rimasto non è pesante sulle labbra, non sento le labbra secche, sento le labbra normali come qualsiasi rossetto liquido che di solito utilizzo. Ed eccola qui la palette Metropolis di Natasha Denona, è l'ultima che è uscita. Io l'ho presa dal sito di Sephora, che in negozio ho visto per il momento non c'era, e questo è il mio ultimo bottino di queste palette in uscita per Natale per il momento, perché come vedete ho preso questa che è appena arrivata, poi ho preso anche quella di Kat Von D, la Carly, e ho preso anche questa qui, la
la Norvina collezione volume 3. Qui sotto vedete anche la Nike Oni, per cui per il momento basta, per il momento provo queste, anche perché prossimamente pensavo di recensire questi rossetti e questa, perché sono in edizione, queste sono in edizione limitata per Natale, mentre questa è una collaborazione, e ho visto con le altre collaborazioni di Anastasia Beverly Hills che dopo un po' spariscono queste palette, per cui anche di questa volevo farvi un attimo la recensione. Le altre non so se sono permanenti o cosa, non saprei dirvi, a parte questa che arriva dal sito inglese perché da Sephora Italia non era presente. Comunque vediamo. Comunque questo qui è il mio bottino prenatalizio e basta, volevo farvi vedere questa palette che è arrivata e da questo non riesco più ad aprirla, volevo rifarvela vedere, ma non so, adesso con una mano sola. Prima l'avevo aperta, ma adesso con una mano sola non ci riesco più. Aspettate che vi faccio vedere. Ok, adesso ce l'ho fatta. Eccola qui, questa qui sarebbe l'ultima novità di Natasha Denona, che da quello che ho capito è per festeggiare i 5 anni del brand, che ha iniziato a creare gli ombretti, e ci dovrebbe essere un miscuglio in taglia più piccola di ombretti famosi che sono il top del marchio. Questo è quello che ho capito. Continuiamo con la nostra prova di questi rossettini di Anastasia Beverly Hills. Allora, questo qui è quello shimmer, l'unico shimmer che c'è nel cofanetto, e questo è il risultato. A parte che mi manca il come si dice, il gloss, poi li ho utilizzati tutti, e giusto per farvi vedere anche in questo vlog, visto che li metto questi rossettini, poi farò un video a parte che dedicherò esclusivamente a questo kit, ma nel frattempo ve li faccio vedere che li sto utilizzando giorno per giorno e vediamo che effetto. Questo è l'unico colore metallizzato che c'è nel kit e dà questa colorazione un po' particolare ma anche carina. Bene, adesso volevo andarmi a prendere il pesce per questa sera e portare i 300 euro di acconto all'agenzia. Speriamo di riuscire a fare tutto. Ed ecco qui il pesce che ho preso. Beh, questo non c'entra con il pesce, però le fanno buone, allora ho pensato di fare questo abbinamento delle patatine fatte da loro, che le fanno tipo sabbiate, con questi involtini di salmone, e penso che siano zucchine quelle che ci sono all'interno. Comunque mi ispirava. Ho preso una vaschettina piccola di couscous con dei quadrettini che non ho neanche chiesto cosa sono. Poi di qua ci sono due, e sotto un'altra confezione da 2 di pasticcio, perché l'ultima volta che l'ho preso era buono e mi ha detto guarda che puoi prenderne altre 2 e congelarlo. Allora ho detto ma sì, dammelo che ci proviamo e vediamo cosa viene fuori. A parte che ho i miei dubbi di congelarlo, anche perché questa sera uno per ciascuno, il pasticcio, poi i rotolini con questo, domani rimane questo a mezzogiorno e il pasticcio posso farlo la sera, per cui viene mangiato tutto in ogni caso. E questo è il rossettino, beh, come al solito qui mi vanno via, però ha una bella tenuta anche questo e non secca le labbra. Io continuo a dire che il peach, che sarebbe il secondo che vi ho mostrato, è il peggiore, che quello veramente lo sentivo che stringeva un po' sulle labbra. Gli altri per il momento no. Il gloss non credo di avere problemi, ma domani proviamo il gloss e vediamo che effetto che fa. E questo è l'ultimo rossettino del kit. Questo sarebbe il gloss, ha una durata di un gloss. Io l'ho provato anche prima, nel giro di un'ora se ne metto troppo mi fa un po' di patina che si vede, e comunque è carino, è bello. Adesso non so per le luci, forse andando di qua, se vi faccio, ho spento la luce, adesso siamo al buio, riaccendo la luce di qua e vi faccio vedere qui
dal bagno, che così c'è più luce, perché fuori è nuvoloso, sono le 5 del pomeriggio, per cui non so cosa riesco a farvi vedere dalla luce naturale, per cui preferisco provare a farvelo vedere così. E questo qui sarebbe il quinto, e cioè fa quel lucido sulle labbra che a me piace. Vedete che fa, mi tiro via un po' adesso dalle luci proprio sparaflesciate in faccia. Fa questo da gloss, diciamo, è carino, è bello, però a tener conto che è un gloss, come tutti i gloss, ha la durata che ha e tende a fare di più quell'effetto di fare patina all'interno delle labbra. Comunque è carino come colore. Ho provato a fare questo esperimento di una torta di mele fatta a caso. Praticamente avevo la farina di mandorle che stava per scadere, perché ho deciso di buttarci la farina di mandorle, 2 uova, un po' di burro, 2 mele. Ci ho messo dello zucchero, però forse ce ne ho messo un po' troppo poco secondo i miei gusti, perché qui l'ho già assaggiata. Mi sembra che ci manchi un po' di zucchero. Comunque l'ho fatta così, sopra ci ho messo le mandorle e diciamo che andrà anche mangiata. Oggi in direzione Toreglia, che è sotto, è un paese che da noi si trova sotto Padova, che fanno una sagra del pasticcio. Non ci siamo mai andati e così vediamo che menù che fanno, anche perché dovrebbe essere solo cibo, perché su internet ho letto che è aperto da mezzogiorno alle 2 e dalle 7 di sera alle 23, 24, adesso non mi ricordo. E adesso vediamo quando arriviamo com'è, speriamo, no, dai, beh, un po' di nebbiolina c'è. Sì. Ecco fatto anche questa festicciola. Comunque c'erano delle bancherelle tipo mercato, dopo c'erano le frittelle, i polpetti, sì. E abbiamo preso le castagne roste, questa volta le abbiamo trovate. Il mangiare sì era buono, comunque come sagra era diversa dal solito. Di solito ci si può sedere dove si vuole, diciamo, mentre questi erano organizzati che prima ti facevano fare il biglietto, il scontrino con cosa volevi prendere, poi ti accompagnavano loro su un tavolo e ti portavano tutto al tavolo quello che si mangiava, per cui è diverso dal solito. E visto che era però la sagra del pasticcio, c'erano solo 3 pasticci: alla bolognese, al boscaiola e radicchio, e il resto c'erano bigoli, gnocchi, no bigoli scusate, gnocchi e poi H-bigoli, non mi ricordo, e comunque poi c'era la classica grigliata che si trovano su tutte le sagre. Sono appena stata da OVS e ho trovato questa felpina per 29,99, per cui 30 euro, che ha qui il pelo, cioè c'ha il pelo sul corpo e non qui sulle maniche, perché sulle maniche è così semplice felpa. Però così in questa stagione, che di solito le uso, grigia così è un colore, diciamo che va bene un po' con tutto, e ho deciso di prenderla perché vedete qui ho questa qui sempre dell'OVS, più o meno è fatta uguale, anzi c'era di uguale di questo colore, però è un colore un po' particolare, la porto e non la porto, mentre grigio mi piace di più come colorazione da mettere anche coi jeans, mi ispira di più. Ok, è carina anche questa, però il grigio mi piace di più. E questa l'avevo presa ancora l'anno scorso, per cui ci sono anche quest'anno queste felpine. Poi un'altra cosa che mi sono preso, ho preso questi calzettini così sono taglia unica e ho deciso di provare a prenderli.
Allora, per quanto riguarda i calzetti, sono passata anche da Calzedonia perché so che gli altri anni tenevano quelli anche con, sia con l'antiscivolo che dentro avevano un po' di pelo, un po' di spugnetta da tenere caldi i piedi, ma mi ha detto che dovrebbero arrivare a tipo questi che dentro hanno questo pelo, questi li avevo presi l'anno scorso da Calzedonia, però adesso non so se sia questo o l'altro piede, qui mi si è rotto il tessuto, per cui ho necessità di acquistarne degli altri. E per cui ho chiesto quando arrivano, perché in questo momento non ce li avevano e mi hanno detto che entro 15 giorni queste chicchette per Natale dovrebbero arrivare, così vado a vedere se li ritrovo. Ok, un'altra cosa, da OVS ho visto che hanno ristoccato ancora di più la iconica. Quando l'ho presa io ce n'erano 4 o 5. Adesso che ci sono stata per prendere la felpina, questa qui grigia, e ho visto che è stata ristoccata di più la iconica, ce ne saranno stati una quindicina di pezzi, con vicino anche una palette di Make Up Revolution. Io non ho preso la Make Up Revolution perché non mi ispira a provare altre palette, però ci sono rimasta di vedere questa iconica con questa che è aumentata di quantità, diciamo. E ok, allora io adesso per questo vlog vi saluto qui e ci vediamo la prossima volta. Ciao!